Vicino alle elezioni si danno sempre i soldi un po' a tutti, no? E in questi mesi l'abbiamo anche visto. Io naturalmente spero esclusivamente che questa vicenda si chiuda e venga dato il giusto a chi è stato truffato. Si affidano anche alle prebende elettorali i risparmiatori traditi di Veneto Banca. O almeno è questo l'auspicio di molti, raccolto dal sindaco di Cornuda che in paese ha aperto da tempo uno sportello di assistenza. Nell'ufficio risparmiatori di Cornuda sono arrivate 1500 persone che hanno trovato naturalmente soluzione a quella che era la possibilità di appunto inserire la pratica. È evidente che il morale non era sempre dei più alti perché comunque ricordiamoci che insomma, i risparmiatori in quegli ultimi 5 anni hanno avuto notizie discordanti, poi vedono che lo Stato forse non ha i soldi per tutto e qualche dubbio nasce anche su quelli che devono arrivare a loro. Molti addirittura sperano che l'Italia accetti il MES, ovvero il prestito dall'Europa, convinti che poi, tra le pieghe dei soldi destinati alla sanità, nel più tipico stile italico, qualcosa arrivi anche al fondo promesso per i truffati. La scusa starebbe tutta nei ritardi causa contagio, con relativi disagi per chi aspetta da tempo il rimborso delle azioni. Secondo lei arriverà qualcosa nei prossimi mesi? Beh, io lo auspico, ecco, sono stati promessi in più occasioni, soprattutto del Movimento 5 Stelle e il governo Conte ha garantito che questi soldi ci sono, adesso vorremmo vederli al lato pratico.